Un evento che gli empedoclini non hanno voluto perdere, una piazza Kennedy piena, commossa. Così la città ha voluto ricordare il giovane 37enne Marco Ferrera, morto poco più di un mese fa, dopo aver festeggiato il suo compleanno in un tragico incidente stradale avvenuto all'alba della prima domenica di luglio. Un memorial per mantenere viva la figura di un giovane stimato e apprezzato da tutti, che era anche stato capitano della squadra di Porto Empedocle. Questo memoriale nasce dal fatto che vogliamo ricordare Marco per com'era, un festaiolo, uno di Porto Empedocle, un'istituzione di Porto Empedocle. Lui era non soltanto il capitano della squadra di calcio, ma veramente un ragazzo conosciuto da tutta la cittadinanza. Questa sera, dopo tutte le lacrime versate, che sicuramente continueremo a versare, vogliamo fare festa per come piaceva fare a lui, con musica dal vivo, con DJ, con salsiccia, con panini, con birra, coinvolgendo tutta quella che è la collettività e soprattutto facendo beneficenza, che è la cosa che lui faceva più di tutti a Porto Empedocle. Mentre il cielo piange, commenta la sindaca da Carmina, c'è il paese in piazza per lui che sorride, stella che splende nel cielo e nel cuore di tutti. Sorridici ancora, Marco.